intendiamoci, non ho nessun problema ad affrontare il contraddittorio con chiunque. Tutta questa vicenda è caratterizzata dal fatto che si susseguono luoghi comuni destituiti di ogni fondamento. Oh. Allora, un ministro dice, mai visto? Va bene, siamo allo stadio zero che di riflesso l'interlocutore, chi non sa, chi a casa, chi lavora ogni giorno, chi ha altri pensieri, pensa questo. Le regioni che si fanno avanti in realtà non hanno fatto niente, chiedono e basta, non abbiamo visto nulla, quindi di che cosa volete che ci occupiamo? Dall'altra parte c'è un altro che dice è scritta male, a parte il fatto che io mi permetterei, so tenere la penna in mano, vedete che ho la penna in mano? Ecco, potrei dubitare che qualcuno... No, dai, potrei... si è offeso. No, io potrei dubitare che qualcuno sia capace di tenere la penna in mano oggi. Lei sa perché digitano dalla mattina alla sera, non sanno neanche avvitare una vite, perché questo è quello che ti dicono essendo abituati. Ma il problema è che questo dopo influisce sul pensiero. Certo. Ecco, e allora io mi limiterei, dovete mettervi d'accordo, perché non è che entrambi o ha ragione l'uno o ha ragione l'altro, avete torto entrambi. Perché il primo afferma una cosa che non è vera, il secondo non l'ha comunque letto. Io avevo sempre suggerito, scrivete il controtesto, perché se scrivete il controtesto, poi prendiamo anche noi la matita rossa e blu e cominciamo a segnare gli errori che fate, ha capito? Perché altrimenti da una parte abbiamo chi lavora, chi produce, chi ti sottopone il progetto, dall'altra parte hai uno che ti dice solo che non va bene. No, non funziona mica così. Se non va bene questo progetto, mi dai il tuo progetto, che dopo vediamo se il tuo progetto va bene. Certo. Ci siamo capiti? Tant'è vero che io ho sollevato anche il dubbio che sappiano scrivere.